Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ciao amici delle stelle, un buon inizio settimana, è tempo di ricominciare in questo lunedì insieme all'oroscopo di Radio.0. Io sono Maria, pronta a guidarvi in questa giornata, o almeno ci provo, con le ultime novità, ma partiamo subito. Ariete, di sollecitazioni come di regola avviene quotidianamente ce ne sono, ma immersi nel limbo della pigrizia voi più o meno beatamente sonnecchiate. Mentre voi riflettete, la dolce metà e gli amici si organizzano per la serata. Volete davvero dare buca? Io non lo farei. Toro, clima speciale per voi sollecitato dalla luna in pesci. Un incontro professionale si rivela proficuo, sancisce la nascita di un futuro sodalizio pure. Grazie ai vostri cari, con il partner è pace fatta dopo una baruffa. Siete l'immagine della serenità oggi. Gemelli, luna malmostosa invece per voi, quella che fa capolino in cielo, foriera di una valanga di impegni straordinari. La consolazione è che sarete ben retribuiti, almeno. D'accordo che siete veloci e versatili, ma forse qualcuno in ufficio se ne sta un po' approfittando, non credete? Cancro, che giornata partita vincente oggi con la luna in pesci. Buoni affari da realizzare, puntando sulla simpatia con l'interlocutore che vi ha preso a benvolere. Siete circondati poi di persone che vi vogliono un gran bene, che con le loro premure ve lo dimostrano, siete proprio fortunelli. Leone, giornata che non toglie e che non dà per voi. Il filo conduttore del periodo rimane il lavoro, lo sappiamo, quello che vorreste cambiare o quello di cui siete alla ricerca. Staccate la spina per un po', mettete la testa a riposo e in ordine la casa. Rovellarvi non andrà a cancellare il problema, ve lo dicono le stelle. Vergine, se per qualche ragione vi sentite nervosi, incanalate questo eccesso di energia nell'estro creativo, perché staranno meglio gli altri e farà bene a voi per primi soprattutto. Il magone preme impaziente per uscire, ma la polemica non c'entra al bersaglio, andrà a seminare solo zizzania. Bilancia, per dare generosamente una mano a qualcuno in difficoltà vi accollate un impegno extra e coinvolgete i vostri familiari nell'azione solidale. Sentimenti dolci poi per voi, ma tenuti gelosamente nel cassetto, ma lì non servono proprio a nulla. La paura però di essere di nuovo delusi vi rende guardinghi. Scorpione, che bel momento vi regala la luna, amici, a farvi buon gioco anche Nettuno, che spande a macchia d'olio il vostro fascino e la vostra sensualità. Fortuna nelle finanze, incontri interessanti e studi proficui, l'amore e non stop, i programmi divertenti, vi aspetta un'ottima giornata insomma. Sagittario, passiamo a voi, atmosfera nebulosa con la luna in pesci, la grinta non vi sostiene per nulla, in un contenzioso in famiglia stranamente subite senza passare al contrattacco. Un filo di sospetto insolito per voi, anime candide dello zodiaco, sarà l'effetto delle recenti delusioni forse? Capricorno, questo sì che è un lunedì fortunato almeno per voi, tutto quanto ha a che fare con la carriera, con i soldi, fila via con il vento in poppa e il vostro pragmatismo gongola a dir poco, complicità anche con i colleghi, la vostra creatività è il carro trainante per arrivare compatti agli obiettivi, complimenti. Acquario, voi andate verso una giornata accettabile che non regala ma neanche pretende. Unica consolazione, lo shopping selvaggio, questo vi va bene, dove potete togliervi qualche sfizio. Una cena gourmet in serata, rivoluzione poi nell'arredamento per dare libero corso alla vostra incontenibile fantasia. E chiudiamo anche oggi con i pesci. La luna nel vostro segno carica la scena con passo sicuro. I vostri sogni convergono tutti sul cuore, con un'amicizia che si trasforma o si trasformerà presto in amore. Molta gente intorno a voi, tra parenti, amici, nuove conoscenze, notizie invece da qualcuno che è un po' lontano. E si chiudono qui quindi le novità per i nostri 12 segni, anche per me è tempo di salutarvi, quindi noi ci ritroviamo domani, ci diamo appuntamento sempre qui, sempre alla stessa ora, vi aspetto, una buona giornata a tutti e buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0